Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, vi ricordo avete già visto l'ospite, il sindaco di Padova Sergio Rodani prima delle vacanze estive che risponderà perché siamo in rigorosa diretta, sono le 21:34 minuti, 33 minuti primi e ricordo potete chiamare lo 049 807777 53 oppure mandare i messaggi al 345 33 41171, c'è Elisabetta Corazza in regia che riceve le nostre telefonate, ce ne sono già parecchie, sentiamo la prima. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Andrea. Da dove chiama Andrea? Sono di Padova. Sì, ma la zona, così abbiamo No, che le... sì, certo, parlo, abito in aeroporto. Aeroporto, Aeroporto, prego, in via Sorio, prego. Buonasera. Prego. Sì, certo. Ecco, se si allontana dal televisore che così magari non sentiamo i disturbi e lei ci sente meglio. Sì, sono già abbastanza lontano, ma mi Ecco, allontano no, ancora. va bene così, prego. Allora, sì, volevo parlare al sindaco Giordani di due cose. Uno è quello che mi ha stupito martedì mattina che ero in Piazzale Stazione a vedere con questo tram che doveva fare quindi le manovre per ritornare verso nord con una persona con un pontone che doveva governare lo scambio. Cioè, mi aspettavo e sono rimasto meravigliato perché voglio dire... Non ho capito bene, mi scusi, allora lei era in stazione e ha visto il tram, mi sembra che avesse dei problemi, se vuole perché non abbiamo sentito bene... Non sento. Pronto? Sì. Sì, non abbiamo sentito Allora, bene la seconda parte. Allora, il tram quando arriva a sfondo della sua linea, in stazione perché deve tornare indietro, sono rimasto meravigliato perché c'è una persona che con un puntone andava a aggiustare lo scambio. Cioè, ha detto che c'è una persona che andava a aggiustare lo scambio. Mi ha meravigliato da morire, l'ho visto fare 3, 4, 5, 6 volte, poi io ho continuato il mio percorso. Questa è una cosa. L'altra cosa, se posso, ma di 30 secondi, riguarda Corso Milano. Allora, Corso Milano, siccome io sono padovano da sempre, ho abitato da piccolo in Piazza Spalato, poi in Piazzale Stazione, poi adesso sto qua, quindi conosco bene la città, sono un automobilista, un ciclista e uno che ha la moto. Allora voglio dire, ma Corso Milano è sempre stata una corsia unica. Quello che hanno sbagliato è che nella deviazione per via San Pietro non ci sono le due corsie, per cui una a destra e uno stava al centro. E poi dopo, all'altezza del Teatro Verdi, chi è che passa a piedi e stai fermo un minuto e mezzo quando ci sono 2 o 3 persone? E quindi fai un tappo prima, fai un tappo dopo e fai un tappo ancora più avanti. Cioè, mi sembra che adesso obiettivamente, con tutta la buona onestà dell'intento, ma insomma siano piuttosto miopi questi gestori della viabilità del Padova. Perfetto, adesso risponderà il sindaco, grazie. Adesso risponderà. Saluti a tutti. La prima era il tram, ha capito che ha visto una persona che sistemava i cavi alla stazione. Forse stava facendo una manutenzione, non ho idea, manualmente. Così ha detto il nostro telespettatore. Non ho certo. ombra di dubbio, forse c'era manutenzione. Certo, la seconda dice ci sono dei passaggi vicino specialmente... Lo scambio automatico ovviamente da sede centrale, certo, molto per cui c'era o discorso di manutenzione o qualche rottura, non lo posso sapere. Mentre per quanto diceva Corso Milano, ha detto la corsia va anche bene, però ci sono dei tappi, uno di questi è praticamente la zona del Verdi dove davvero le persone passano e lì ci sono un po' di problemi a quanto ha detto il nostro telespettatore. Noi abbiamo già cambiato l'intervallo dei semafori, stiamo ottimizzandolo in funzione dei passaggi. Come ho detto prima, adesso la situazione è positiva nel senso che c'è anche meno traffico, però lo vedremo sicuramente settembre, ottobre, novembre, quando c'è in cui vedremo la situazione come il testo vero. Altra telefonata, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Con chi parliamo e da dove? Mi chiamo Antonio Salvan, zona Guizza. Zona Guizza, prego signor Antonio.
Ecco, il mio intervento è sul caro affitto ATER. Sì. Prego. Pronto? Sì, Prego, l'ascolto, può pure l'ascolto. Ecco, continuare. signor Sindaco, buonasera. Buonasera. Ecco, allora il mio affitto è aumentato del 400% e dico, ho 4 soldi. Sono ultra settantenne, io e mia moglie, ho messo da parte il mio TFR per un domani non dover andare a suonare i campanelli per aiuti, e a mia moglie ho versato 100.000 lire da 20 anni a questa parte in un fondo, e i signori che ho mandato, perché io da onesto cittadino ho dichiarato tutto, compreso questo fondo che ho fatto per mia moglie, ecco, i signori che hanno fatto i conteggi mi hanno calcolato il reddito anche di questi soldi di mia moglie, che non li ho ancora incassati, che dovremo incassarli fra qualche anno. Ecco, mi dica lei se questa è una cosa che può stare per noi ultra settantenni. Che poi va bene. Grazie alla telefonata, prego la risposta, Sindaco. Ho spiegato anche prima, sono molto dispiaciuto, non dipende dal Comune, è una decisione regionale. Anche quello di 100.000 lire che aveva messo via, che non ha ancora incassato, Sì, dipende dalla regione che è l'ISE questo. familiare, fanno il calcolo totale dell'ISE, per cui fanno il calcolo di risparmi, di qualsiasi cosa. E non si può fare niente qui, Sindaco. Non si può fare niente. Ha detto, E la regione? Certo, quindi ma il Comune di Padova può fare reclamo con la regione, parlare con la regione? Il Comune di Padova darà un contributo, lo ripeto, di 200.000 euro in 12 mesi per dare una mano a proprio chi è in difficoltà. E capisco, oggi ho ricevuto tantissime telefonate, oggi, ieri, cioè, uno piangeva perfino. È imbarazzante anche rispondere a queste cose. Io capisco, aumenti incredibili, mediamente è il doppio. Però la domanda... Ma quello che faremo, l'ho fatto anche oggi, ho chiesto che pervenga un po' di buonsenso alla Regione, che non ce l'ho con nessuno, perché dopo viene fuori i soliti discorsi politici. Attenzione che stiamo facendo, questa è una persona italiana, non facciamo le solite prese di posizione mai stranieri. Facciamo così, per dirlo ai nostri telespettatori, fra quanto avrà un colloquio con la Lanzarino, con Zaia, per ragionare su questo tema? Dopo le vacanze. Dopo le vacanze, quindi si risolverà il problema. Ma attenzione che io posso interloquire, parlare, non decido io, decide la regione. Chiaro? Certo, però ha un'influenza il sindaco di Padova. Certo, però hanno fatto una legge regionale, non hanno fatto... Certo, certo. Altra telefonata, sentiamo che abbiamo linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Da Padova, Strada Bosco Giovanni, via Montenero 10. Che zona è via Montenero? Mi scusi perché io non le conosco tutte, anche se sono di Padova. Zona via Palestro. Perfetto. San Giuseppe, Portello. San Giuseppe, No, insomma. Via Palestro. Perfetto, prego. Allora, io chiedo al signor Sindaco se sa dove danno i permessi per i portatori di handicap. Danno i permessi sia per i portatori di handicap e per quelli che si recano nel centro di Padova. Io sono un 84enne, pertanto il prossimo rinnovo non ci sarò, perché il rinnovo è di 5 anni. Però mi sono trovato molto a disagio con dal parcheggio, che va benissimo, il gradino che c'è per accedere a questo ufficio è il percorso che è lungo quasi 150 metri. Come è possibile che sia così lontano un ufficio del genere, che bisogna recarsi di persona, perché non si può fare altrimenti per avere il permesso? Signor Gino, può fare qualcosa di avvicinare quell'ufficio, perché non parlo per me, parlo per gli altri, perché ormai ecco, io... mi scusi, dove si trova l'ufficio che lei sta dicendo in questione? È vicino all'hotel Milano, dietro per andare a Vicenza, dietro che c'è la scalinata quella lì. distributore di benzina. È stato chiarissimo, grazie. Si può avvicinare, sindaco, anche questo è un problema per gli anziani, visto che di solito è gradito questo posto, sa parcheggio davanti, c'è la possibilità di arrivare in macchina. Però se lui arriva a piedi da via Palestro dice non ce la faccio, cioè... la maggior parte delle persone anziane, in particolare, arriva in macchina, può parcheggiare, c'è l'accesso facilitato. Portarlo
portarli via a palestra, cioè se lo portiamo in centro storico, cosa fattibile, diventa ancora più complicato. Più problematico, certo. Penso che sia una cosa positiva, dove è vero che bisogna andare personalmente, questo è vero, bisogna un certificato e dimostrare, però non mi sento dire che è un posto sbagliato. Però sono richieste ovviamente, Certo. visto che dobbiamo ricordare che poi Padova sta diventando una città anziana. Purtroppo sì. Sentiamo, c'è un'altra telefonata, pronto? Ovviamente la risposta al nostro telespettatore, il sindaco dice che purtroppo non è che debbano e possono spostare i vari uffici vicino alla sede, che però si può arrivare in automobile, il parcheggio si può scendere da vicino e quindi casomai si faccia accompagnare, casomai trovi una soluzione, però è difficile spostare quel tipo di ufficio, mi sembra di capire quanto Certo. ha detto il sindaco, cioè cerchiamo che così dare una risposta chiara. C'è una telefonata ancora, sentiamola, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, mi chiamo Lina e chiamo dal comune di Bigonza. Prego. Volevo fare una domanda al signor sindaco di Padova. Prego, buonasera. Allora, via Roma è possibile, diciamo così, passeggiare senza essere travolti dalle biciclette indisciplinate? Io frequento molto, diciamo, la città di Padova, che è bellissima, ok? Tra l'altro sono padovana ad hoc, quindi il problema è soprattutto il sabato e la domenica, quando uno viene con dei bambini e, diciamo così, passeggia tranquillamente. Io sono stata sfiorata da una bici. Lì ci sono bici che vanno su marciapiedi, fuori dai marciapiedi, pedoni mescolati. È possibile fare, non so, una segnaletica dove le bici vanno sulle aree, diciamo, sì, autorizzate, pedoni, perché veramente, grazie. Grazie signora telefonata, è un argomento che quando viene a trovarmi il sindaco io glielo dico molte volte che i vigili dovrebbero dare più multe ai ciclisti perché vanno col telefonino, percorrono via Roma a velocità davvero, anche addirittura con le bici elettriche, e credo che davvero anche per i ciclisti dovrebbe esserci un attimino, anche se sono tutelati dal codice stradale, devono essere un attimino, avere un regolamento anche loro un po' più severo da parte dei vigili urbani. Sindaco, la risposta alla signora. Ricordo che la Padova è una città con moltissime biciclette. Abbiamo una marea di giovani, studenti. Anche pedoni però. Pedoni. Via Roma è una città, una via molto trafficata ovviamente, sia da pedoni che da biciclette. A suo tempo, ancora anni fa, è stato dato il permesso di circolare alle biciclette, perché è una via molto lunga, diventava un po' complicato. Lo so che è complicata la faccenda. Abbiamo pensato anche di tracciare un percorso per le biciclette, però dopo ci vanno lo stesso i pedoni perché la strada è veramente piena di gente. Io conto molto sull'educazione del ciclista, rispetto del ciclista. Però, noi stiamo veramente cercando di, anche sotto l'aspetto culturale, con i polizie locali, con i cosiddetti vigili, cercando di far capire che non si può andare sotto porci, bisogna cercare di andare nelle piste ciclabili, perché molte volte non vanno nemmeno nelle piste ciclabili, vanno nella strada, anche se c'è. Ricordo che è sanzionabile, se c'è la pista ciclabile, uno va sulla strada, è sanzionabile. Non andare via con le però cuffie. bisogna sanzionarli, questo voglio dire. Ma lo facciamo, altro che... il ciclista è importante che uno vada in bici perché abbatte l'inquinamento. Però educarlo un po'. Lo so, non è difficile, bisogna che tutti quanti abbiamo un po' di buon senso, cercare di capire le cose. I ciclisti, prima di tutto, abbiamo tante biciclette. Ricordo solo che abbiamo fatto il bicicletta a flusso libero, abbiamo qualcosa come 800 biciclette a flusso libero, ha avuto un successo incredibile, sono tutte adoperate in maniera incredibile. Questo dimostra che sono tanti che vogliono andare in bici. Però basta adoperarla bene. Cioè, bisogna adoperarla bene, con rispetto agli altri, senza cuffie, anche nei confronti delle auto. Senza telefono. Vi ricordo anche che Padova è una città storica, medievale. Di conseguenza le strade sono strette. Bisogna convivere ciclisti, auto, pedoni. Ha ragione sindaco, però mi scusi se la interrompo, il concetto è che se un ciclista va via col telefonino, ce ne sono parecchi anche non giovani che vanno via col telefonino in mano e vanno a zig-zag nelle piazze, quello non è andare via, i vigili devono intervenire perché se lo fanno in macchina prende i punti, addirittura sono aumentate le sanzioni. Vi garantisco e che la addirittura c'è polizia anche il locale ritiro della interviene, patente. la polizia locale interviene, dà le multe.
E quindi abbiamo soddisfatto anche la nostra telespettatrice. Messaggi, vediamo un po' il primo, andiamo a leggerli, come vede siamo inondati. Ma i soldi spesi per i lavori in Corso Milano erano necessari? Secondo me sì, l'ho detto per motivo di prima. Primo, cerchiamo che le automobili non attraversino la città, primo. Per cui creiamo qualche difficoltà perché non attraversano la città, devono passare le circolazioni. Secondo, abbiamo fatto le piste ciclabili. Quindi erano necessari per rispondere, perché ripetiamo quello che abbiamo detto prima. Guardate che i costi, ricordo che era già stata asfaltata, abbiamo speso soldi per la segnaletica orizzontale, per la protezione e delle fiorie. Messaggio, vediamo ancora perché qui tra messaggi e telefonate. Vediamo ancora i messaggi, andiamo a vedere. Buonasera signor Sindaco Giordani, buonasera signor Bonino. Dobbiamo una volta parlare della riqualificazione del Bassanello. Si parla sempre di Guizza, ma del Bassanello posso essere aggiornato in merito alla riqualificazione di questa area meravigliosa di Padova? Sì. Bassanello, ricordo solo un piccolo particolare. Il benzinaio. Il benzinaio. Mi viene da ridere perché sono molto appassionato al benzinaio. Ci hai piegato una vita per buttarlo giù. Sono impiegato 8 mesi per demolirlo. Adesso siamo in gara per far sì di fare una costruzione a servizio del fiume, qualcosa di gradevole, parcheggio per la bici, parcheggio e qualche cosa di interessante sotto l'aspetto ristorazione, bar, in modo tale da riqualificare quella zona. Ci sono anche progetti di riqualificare sotto l'aspetto viabilità, però andiamo un po' con tranquillità. Vi ricordo una cosa, ho detto qualche settimana fa che a cominciare a settembre creeremo un gruppo di persone, ingegneri logistici che per studiare la viabilità cittadina. Non ci vuole un mese, ci vorrà 2, 3, 4 mesi, coi flussi per capire bene sia la viabilità che fare un piano parcheggi, che è molto importante. In tutto questo è compreso anche il Bassanello, ci sono già dei progetti, non nostri, anche del precedente amministrazione. Bisogna essere sicuri di quello che si fa, perché basta vedere Corso Milano, qualsiasi movimento che si faccia, qualsiasi cambiamento si faccia, c'è l'abitudine che regna sovrana, per cui tutti quanti si arrabbiano. La cosa migliore da fare è non fare nulla, però non rientra nelle mie corde, nelle corde dell'amministrazione comunale. Si vuole migliorare la città e chiaramente si chiede un piccolo sacrificio a tutti quanti. L'abitudine è micidiale, parlo anche personalmente, ognuno fa le strade in cui siamo abituati. Un po' alla volta bisogna cambiare, bisogna abituarsi. Il centro, abbiamo un Padova che è un gioiellino, bisogna mantenerla di qualità, bisogna migliorare, abbassare l'inquinamento, bisogna renderla più viva e più abitabile possibile. Penso che sia un piccolo sacrificio di ognuno di noi, migliora molto la città. Terzo messaggio, le chiedo scusa se la interrompo, ma abbiamo molti messaggi, capito, molte telefonate, io vorrei accontentare tutti. Caro Sindaco, i signori abitano in centro e quindi visto che la votano, lei chiude alle auto, creando difficoltà agli altri cittadini. Io abito fuori città, cosa ne dice? Assolutamente no. Allora, non è che non c'è nessuna intenzione di chiudere la città. Lo ripeto, abbiamo più parcheggi oggi che 6 mesi fa, per cui sono aumentati i parcheggi. Non so come dire, abbiamo 200 come totale, 260 parcheggi in più. 260 tra dare e avere. Cioè posti macchina dice? Parcheggi o posti auto. Sì. No, perché parcheggi ma non intende proprio la zona... mi sono espresso male, è vero. Posti auto, abbiamo parcheggi in più. Non è intenzione dell'amministrazione di far sì che la città toglie le auto, ma con i parcheggi esterni, in modo tale che sia fruibile a tutti. Non è che qua sono tutti arrabbiati, i cittadini sono arrabbiati perché sentono un rumore, chi non riesce ad entrare in città sono arrabbiati perché non si può entrare. Noi stiamo cercando di mirare la fruibilità attraverso mezzi pubblici, biciclette, car sharing, tutte le soluzioni possibili e immaginabili. Non vogliamo una città bomboniera, assolutamente, ma una città viva. Città viva vuol dire anche utilizzare la pandina, fare 500 metri a piedi, non si può più arrivare davanti al negozio con la macchina. Questo non Perfetto, si può questa è la risposta che e poi più dei parcheggi in centro, intesi come erano un anno fa, che parcheggiavano Piazza Capitanato, Piazza dei Signori,
Non è possibile, questa cosa non ci saranno mai più. Certo, 049 80 777 53 per le telefonate, 345 33 41 171 per i messaggi. Noi andiamo in pubblicità, fate le telefonate e le chiamate con il sindaco e lui risponderà ovviamente a tutti quanti. A tra poco.